could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Amici sportivi della Atletici, un saluto da Enrico Pigato. Siamo allo stadio Mercante di Bassano, dove oggi si disputa l'ultima partita della regular season. Il Bassano già matematicamente dentro la zona playoff, cerca una prestazione super di fronte ai propri tifosi prima di approdare appunto alle semifinali playoff, mentre invece il Milazzo non ha più nulla da chiedere al campionato, già retrocesso, si presenta allo stadio Mercante addirittura con 15 unità, una cosa apparentemente insolita questa. Andiamo a vedere cosa succederà. Quello di oggi è un Bassano completamente rivoluzionato, infatti mister Rastelli opta per un serrato turnover, fuori Longobardi, fuori Proietti, fuori Gauger, Cartelli squalificato, quindi non rischia mister, che ha molti giocatori diffidati. Il Milazzo, come già detto, non ha neppure la panchina completa. Dirige l'incontro il signor Pagliardini Nicolò di Arezzo. Pronti via, e il Bassano è subito pericoloso. Correa lancia 20 metri per Marcello Matteos, che mette bene in mezzo, ma Zizzeri non arriva di un soffio e l'azione svanisce. Arriva subito la risposta del Milazzo, Grandi da 25 metri, scarico il sinistro che David non trattiene e devia in calcio d'angolo. Sesto minuto, azione sulla destra, sull'asse Ferretti-Matteos, quest'ultimo mette in mezzo, Berrettoni arriva ma la palla esce di un soffio. Il Milazzo cerca di uscire dalla propria area per non farsi schiacciare dai giallorossi e al settimo produce una bella azione con Luigi che scarica un destro che esce di un soffio a lato. Un minuto più tardi, altra occasione per i giallorossi, capita sui piedi di Correa che da 20 metri ha la palla buona sul sinistro ma termina alla destra del portiere Durantini. Ma è solo il preludio al gol che arriva un minuto più tardi, al nono, quando Berrettoni insacca di destro da centro area il gol dell'1-0. Ottavo centro stagionale per Emanuele Berrettoni. 19esimo, bella palla filtrante di Daniele Ferretti per Zizzeri, che al momento del tiro viene recuperato da Maggio e il portiere Durantini para facilmente. 22esimo, bella triangolazione Bassano che mette Marcello Matteos davanti a Durantini, ma il suo tiro viene deviato da Salustri in calcio d'angolo. 25esimo, ancora bella azione dalla destra, lo scambio tra Ferretti e Toninelli, mette in mezzo, ma al momento di raccogliere la palla Zizzeri viene esteso da Maggio e l'arbitro concede il calcio di rigore. Lucas Correa, rigorista del Bassano, concede l'occasione al proprio compagno di squadra Zizzeri, che dagli 11 metri con una leggera rincorsa calcia un destro troppo debole che il portiere Durantini respinge e l'azione svanisce. Al 30esimo minuto, altra occasione Bassano, Daniele Ferretti dal limite dell'area, calcia un sinistro che sorvola di poco la traversa. 2 minuti più tardi è la volta di Emanuele Berrettoni che tenta il destro ma si spegne lentamente sul fondo. Con le immagini passiamo al secondo tempo, doppia occasione per il Bassano al settimo. Prima Marcello Matteos non riesce a insaccare il tappin vincente dopo un errore del portiere Durantini, dopodiché da un cross di Filippo Stevani è Emanuele Berrettoni di testa a non inquadrare lo specchio della porta. Un minuto più tardi, bravo il portiere Durantini a dar pionare un cross di Stevani in diretto a Berrettoni. Al 27esimo, bella azione Bassano, De Gasperi calcia un destro che Durantini si impegna e a fatica respinge. Sul proseguo dell'azione la palla giunge al limite dell'area da Correa che fa partire un gran sinistro che si insacca a fin di palo. Il Bassano si porta sul 2-0, 10° gol stagionale per Lucas Correa. I giallorossi non mollano e continuano a spingere. Al 34esimo, gran contropiedi, Zizzeri a tu per tu con Durantini, calcia di destra ma la palla viene deviata in calcio d'angolo. 2 minuti più tardi ancora bravo il portiere siciliano che intuisce una bella punizione di Correa.
Ancora brividi per la porta siciliana, al 40esimo ci prova Conte con un gran sinistro che si spegne di un soffio a lato. Al 43esimo arriva anche il terzo gol dopo un gran miracolo del portiere Durantini, la palla arriva a Correa che invece di insaccare la mette in mezzo per De Gasperi che segna il suo primo gol in campionato. Grande gioia per i tifosi giallorossi per questo gol del ritrovato Jack De Gasperi. Al 45esimo trova il gol anche il Milazzo con Salustri che realizza un bel pallonetto dopo un errore del portiere David. Termina dunque 3-1 la sfida del Mercante, un Bassano agguerrito, un Bassano che ha voluto fino all'ultimo la vittoria per salutare i propri tifosi e festeggiare questo ingresso ai play-off. Tra 2 settimane il Bassano farà sul serio e affronterà il Monza nella sfida play-off, la prima si inizierà a Monza, dopodiché si tornerà a Bassano la domenica successiva. Una squadra, quella brianzola, che è in piena forma, è una squadra che ha dominato il campionato. Ricordiamo che con i 6 punti di penalizzazione avrebbe stravinto questo torneo. Ospite d'eccezione, uno dei fedelissimi, Angelo. Cosa ne pensi di questa squadra, Angelo? Beh, questa squadra penso che meriti abbondantemente di fare i playoff. Peccato perché in passato abbiamo avuto anche la possibilità di passare direttamente e di non soffrire ulteriormente, però va bene così, facciamo i playoff, evidentemente avremo ancora da divertirci, da soffrire, ma sono convintissimo che la squadra ce la farà perché i ragazzi vogliono assolutamente il salto di categoria, vogliono assolutamente vincere questi playoff. Ricordiamo che noi già in passato abbiamo avuto 2 volte la fortuna di farli e la sfortuna poi di perderli e quindi quest'anno non possiamo sbagliarli. Ripeto, i ragazzi assolutamente tutti meritano questa promozione, la meritano sul campo perché è un bel gruppo, hanno dato l'anima, si sono sempre impegnati e sono veramente un gruppo di bravi ragazzi.